entro tra i primi 100 per insomma, iniziare il percorso di studi. E sono anche molto orgogliosa di dirlo perché ero praticamente la più piccola, avevo 16 anni, a quel tempo ero la più piccola iscritta al corso di infermieri. Faccio un giro, versano un po' di Questa puntata è offerta da Domina Arredamenti Olbia. Tutte le info e contatti in descrizione. Benvenuti alla puntata numero 34 del nostro podcast Faccio un giro. Come al solito, prima di cominciare la puntata, ringraziamo le tante persone che ci hanno scritto e hanno commentato i nostri social. Vi invito, come sempre, a iscrivervi al nostro canale YouTube e a tutti i nostri, appunto, canali social. Ringrazio la Domina Arredamenti, che è lo sponsor della nostra puntata, e la GL Produzioni, che come sempre ci permette di andare in onda. Presento l'ospite di questa puntata, che è Antonella De Logu. Benvenuta, Antonella. Grazie. Lo leggo perché così non faccio errori. Tu sei la coordinatrice infermieristica dell'Oncologia, Curie Palliative e Hospice del Giovanni Paolo II di Olbia. Sì. Quindi ti definisco genericamente per comunità un'infermiera. Sì. Com'è nata questa tua, immagino inizialmente passione, poi è diventato il tuo lavoro? Beh, dobbiamo tornare molto indietro nel tempo, perché è una cosa che fa un po' ridere, ma è quasi comune a tutte le infermiere, almeno a quasi tutte le vecchie infermiere come me, che hanno iniziato ad appassionarsi a questo mestiere guardando Candy Candy. Non so se ti ricordi il cartone animato. E niente, così da bambina ho sempre avuto questa passione. Dicevo sempre a mia madre: da grande voglio fare l'infermiera. Questa cosa non è potuta accadere subito, naturalmente, perché allora nel 1992 comunque per accedere ai corsi di infermiera dovevi avere il biennio della scuola superiore, e quindi iniziai andando all'istituto magistrale, e mia madre forse aveva pensato che avessi accantonato il sogno di fare l'infermiera. Invece all'inizio del terzo anno delle magistrali torno a casa e le dico: ma sai che io non mi sono mica dimenticata che voglio fare l'infermiera, quindi voglio provare a fare il test d'ingresso alla scuola infermieri. Insomma, in famiglia non è che è stata presa benissimo, no? Perché dai, ma finisci, fai, disfai. E invece io, testarda, a 16 anni, faccio il test d'ingresso e entro nei primi 100, perché allora si entrava in 100 a fare il corso infermieri. Entro tra i primi 100 per insomma, iniziare il percorso di studi. E sono anche molto orgogliosa di dirlo perché ero praticamente la più piccola, avevo 16 anni, a quel tempo ero la più piccola iscritta al corso di infermieri. Adesso, come abbiamo detto, lavori all'ospedale Giovanni Paolo II, sì, in un reparto che è un pochino, io oserei definirlo, complicato. Intanto è stata una tua scelta, e perché un reparto come quello di oncologia? È stata una mia scelta, è stato un mio grandissimo desiderio sin dall'inizio, perché all'inizio della mia carriera professionale ho subito avuto a che fare con i pazienti oncologici, e diciamo che sin da quando ho iniziato a lavorare, che erano gli anni 2000, ho sempre sviluppato il desiderio di poter lavorare in oncologia, ed effettivamente è quello che ho fatto. Quando ho vinto il concorso
a Torino, alle Molinette, sono andata a fare il colloquio, insomma, per l'assegnazione del reparto, e ho scelto di lavorare in oncologia, ed era il 2001, quindi da allora io ho sempre lavorato solo in oncologia. Come tante cose nella vita, oltre alla passione, probabilmente c'è anche una sorta di predisposizione, perché comunque non me ne vogliano gli altri reparti, ma probabilmente l'empatia e il rapporto umano col paziente in un reparto delicato come quello di oncologia probabilmente è superiore a quello che si deve avere o si ha in altri reparti. Sicuramente sì. Ha inciso anche questo nella tua scelta? Sì. Diciamo che scegliere di fare questo lavoro e scegliere anche di lavorare in oncologia ha cambiato radicalmente il mio modo di vedere la vita, perché ho iniziato a viverla veramente quotidianamente, senza fare progettualità a lungo termine, e questo me l'ha consentito il mio lavoro. Perché comunque avere a che fare con la sofferenza ti cambia completamente la prospettiva di vita. Quanto è difficile in questo preciso momento storico fare l'infermiere? Abbiamo avuto uno spartiacque che è stata la pandemia, dove in un primo momento gli infermieri che sono andati in trincea per aiutare le persone appena è scoppiata la pandemia venivano chiamati eroi, e invece purtroppo ultimamente, negli ultimi anni, casi di cronaca che coinvolgono medici e infermieri spesso aggrediti o comunque trattati malissimo dai pazienti hanno un po' capovolto la situazione. Cosa ci puoi Diciamo raccontare? che la pandemia ci ha, come dici tu, portato in alto e ci ha fatto diventare eroi agli occhi della gente, perché eravamo quelli che non avevano paura di niente, non avevano paura di ammalarsi, e quindi abbiamo lavorato incessantemente tutti i giorni, 12 ore al giorno, rinunciando ai riposi, rinunciando alla famiglia spesso. Poi è finita la pandemia e siamo diventati... passami il termine, gli impiegati statali scansafatiche, e quindi questo è frustrante, soprattutto poi con l'avvento dei social, devastazione totale. Uno, perché non ti puoi difendere, perché qualsiasi risposta tu dai attraverso i social comunque viene sempre travisata, dicono che stai mettendo le mani avanti, ma qua, ma là. E quindi il dopo pandemia è stato un po' frustrante. Poi diciamo che non stiamo passando un bellissimo periodo, la sanità non sta attraversando un bellissimo periodo, e quindi noi siamo quelli che direttamente ci mettono la faccia. Quando devi dire no a degli appuntamenti o dare appuntamenti troppo a lungo termine, comunque le persone non pensano dall'altra parte che anche noi siamo in difficoltà, che vorremmo dare più risposte, ma siamo rimasti in pochi. Non è facile neanche per uno che ha fatto di questo lavoro una missione di vita, non esatto. poter dare certezze a chi sta male. Esatto. Sì. C'è una marea di lavori che uno va in ufficio piuttosto che nel suo posto di lavoro, una volta che finisce l'orario di lavoro stacca, torna a casa e pensa alla vita di tutti i giorni. Probabilmente questo non capita a chi fa il mestiere che fai tu, ovvero l'infermiere, soprattutto, come ho detto prima, in un reparto così delicato. Quanto è dura arrivare a casa e staccare da quella che è la vita che si vive in ospedale, e soprattutto se è possibile farlo e se ci si riesce sempre? Allora, è durissima, ci si riesce a volte, non sempre, perché comunque ci sono delle storie che ti rimangono nel cuore e anche sullo stomaco, e quindi sono difficili da
superare. Le superi, perché le superi con gli anni di esperienza e il vissuto professionale, lo superi, però non è sempre facile, perché a volte la sofferenza e il lavoro lo porti a casa. Io immagino il parallelismo allenando una squadra di ragazzi. Quando andiamo a fare i corsi, la prima cosa che ci dicono prima di addentrare proprio nel tecnico è che non bisogna affezionarsi alle persone che si allenano, ovvero che bisogna scindere il rapporto tecnico calciatore dal punto di vista calcistico e quello personale. Io personalmente ho sempre fatto fatica, perché io sono invece convinto del contrario. Io sono molto empatico con le persone che alleno, anche perché prima di essere dei calciatori sono appunto delle persone, e immagino che per un infermiere sia la stessa cosa. Come nella vita di tutti i giorni ci sono persone alle quali uno si affeziona di più, di meno, ci sono caratteri diversi con i quali si va più d'accordo o meno d'accordo. Quanto è difficile cercare di tenere una distanza, o soprattutto è giusto tenerla? Ci si riesce? Quale sarebbe, diciamo, il modo giusto di comportarsi? Beh, diciamo che da quando iniziamo il percorso di studi ci parlano di empatia, quindi io non ho mai pensato devo tenere le distanze. Io penso sempre che comunque le persone bisogna viverle. Poi certe distanze sono naturali e altre non c'è bisogno che ci siano, quindi sinceramente se devo dare un consiglio a un nuovo infermiere che si approccia al mio mestiere o anche al reparto di oncologia, è di sentirsi libero di provare tutto quello che vuole provare, senza limiti. Il nostro podcast è un podcast piccolo, non ha grosse pretese di fare sensibilizzazione, però nel nostro piccolo, ed è il motivo per cui sei uno dei nostri ospiti, ci piacerebbe accendere una luce su un reparto e comunque una branchia della medicina che è sempre continuamente in divenire, sia in positivo, ovvero nuove cure, nuovi metodi, perché la medicina e il progresso vanno avanti, ma anche dal punto di vista negativo, perché sempre più persone ricevono diagnosi di tumori o cancri, non so bene come definirlo. Vanno bene entrambe le ci puoi un po' definizioni. raccontare qual è lo spaccato di questo momento? Allora, gli ultimi dati che abbiamo a disposizione, che sono del 2024-2025, ci parlano di 390.000 nuovi casi in Italia l'anno di tumore. Diciamo che non sono aumentati, ma sono rimasti stabili. Cosa è cambiato? È cambito negli ultimi anni sicuramente l'indice di mortalità, di cancro si muore sempre di meno. Perché? Perché la medicina è andata avanti, le cure sono cure innovative e quindi i pazienti o guariscono o tendono a cronicizzare. Ma non solo grazie alle nuove terapie, diciamo, che teniamo sotto controllo questo tipo di patologie, ma anche grazie alle campagne di screening e alle campagne di prevenzione. Non dimentichiamoci che attualmente ci sono 3 grandi campagne di prevenzione secondaria attive, che sono la prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto. La popolazione che corrisponde a quel range di età viene periodicamente chiamata per effettuare gli screening, che partono dai 50 ai 69 anni per il tumore della mammella, con una mammografia ogni 2 anni completamente gratuita. Le pazienti vengono chiamate a casa tramite una lettera che le invita allo screening. Stessa cosa per i tumori del colon retto, i pazienti dai 50 ai 74 anni, uomini e donne.
E poi c'è quello della cervice uterina che parte dai 25-29 anni con il Pap test ogni 3 anni, e invece dai 30 ai 65 Pap test ogni 5 anni. Ok, quindi è importante che la popolazione risponda alle campagne di screening, e diciamo che la sanità sta puntando tutto sulle campagne di prevenzione, perché naturalmente i costi si abbattono completamente se scopriamo i tumori all'inizio. Ok? Giusto per mi immedesimo in una persona che viene chiamata, anche se per età sono ancora forse giovane per le fasce di età. Quindi come me penso tanti, perché da poco nel mio paese hanno fatto una campagna di uno screening proprio per prevenzione per il tumore alla mammella, e chiaramente essendo un paese piccolo un po' tutti ci conosciamo, sentivo le donne che ricevevano la comunicazione, che si volevano iscrivere, che erano contente di poter fare prevenzione, ma anche spaventate di controllarsi, perché questo è insito nelle persone: se non mi controllo, avere paura di scoprire avere qualcosa. Quindi se non mi controllo non so niente. Occhio non vede, cuore non duole. In realtà, come hai detto tu, la prevenzione è molto importante. Certo, perché pensiamo che adesso di tumore della mammella si può guarire. Come si può convincere una persona a fare prevenzione e a vincere questa paura di controllarsi? Te lo dice uno che ha paura di fare le analisi del sangue. Non mi vergogno a dirlo. Diciamo che martellare le persone con le campagne di prevenzione è la cosa migliore. E comunque fare arrivare la consapevolezza che si può guarire, e quindi si possono anche evitare banalmente, se si scopre un tumore dalla mammella in uno stadio iniziale, si possono poi evitare tutte le terapie e le procedure che seguirebbero se non si scoprisse sin dall'inizio. In questo preciso periodo storico, diciamo, c'è una marea di persone che sono tuttologi. Si parla di terremoti e loro hanno da dire sui terremoti. Si parla di cambiamento del clima e diventano meteorologi, esperti in uragani e così via. Non mancano, anzi probabilmente sono la stragrande maggioranza, gli esperti di medicina. Da quelli che contestano il periodo del Covid, tutti i discorsi sui vaccini, fino a finire alle persone, perché lo dico perché le ho lette, che contestano le terapie appunto che si applicano in oncologia. Quanto dà rabbia una persona che vede e combatte tutti i giorni con queste cose in trincea, perché appunto immagino che tutti i giorni abbiate persone che vengono a fare terapia, leggere tutto questo odio e questa ignoranza di persone che commentano e non hanno neanche idea di quello che stanno raccontando. Ultimamente io dico sempre una cosa, che come c'è la patente per guidare la macchina, ci dovrebbe essere la patente per utilizzare Dottor Google, ChatGPT, quindi è difficile, ti dà tanta rabbia, però bisogna passarci sopra, perché comunque noi le nostre battaglie le combattiamo tutti i giorni comunque, e dobbiamo rispondere comunque alle persone che si vogliono curare, perché tu non puoi obbligare nessuno a curarsi con la classica chemioterapia o qualsiasi altra cosa. Devi far capire alle persone che si devono anche affidare e fidare soprattutto. Abbiamo parlato, diciamo, della parte un pochino più pesante del tuo lavoro, ma c'è una parte che ultimamente sta prendendo piede,
che è un po' una cura, io la definisco una cura dell'anima, esatto. Ovvero ci sono delle persone che comunque hanno una patologia diagnosticata, che devono venire in ospedale a fare terapia, quindi ore magari dove devono stare lì seduti su un lettino piuttosto che su una seggiola. E voi, io l'ho scoperto seguendoti sui social e vedendo le tante campagne che escono, avete messo in atto una serie di iniziative che appunto, come ho definito, curano l'anima delle persone. Se ce ne vuoi raccontare qualcuna? Certo, te le racconto tutte, se le ricordo tutte. Allora, abbiamo iniziato nel 2017 con i laboratori di make-up, che un po' spopolavano in tutta Italia, però qua ancora non erano arrivati. E quindi, siccome io sono una appassionata di make-up, come quasi tutte le donne, penso, quindi ho detto, perché no? Contattiamo delle make-up artist e vediamo chi è disponibile a fare dei corsi di trucco, di autotrucco alle pazienti. E devo dire che ha riscosso tantissimo successo, perché comunque le pazienti hanno partecipato con entusiasmo, e anche le make-up artist che si sono offerte, che si sono susseguite nel corso degli anni, erano super felici di essere utili a questa causa. Quindi il laboratorio di make-up ancora è tuttora in corso, facciamo sempre 2 o 3 incontri l'anno, anche grazie a un'associazione che adesso ci supporta, che è la WALCE, che è un'associazione che si occupa di pazienti affetti dal tumore del polmone, che ci mette sempre a disposizione i cosmetici per le pazienti e anche la make-up artist. Quando abbiamo visto che il progetto del make-up funzionava bene, abbiamo detto, perché non organizzare altri progetti. E devo dire che io ne approfitto, perché devo ringraziare veramente il personale infermieristico, medico, OS che lavorano nel mio reparto, perché qualsiasi proposta mi venga in mente o mi baleni in testa, sono subito ricettivi. Ci mettono un po', perché sono la classica rompipalle, però diciamo che rispondono sempre in maniera positiva, e quindi io ho piena collaborazione da parte di tutti, devo dire anche da parte della direzione medica e dalla direzione aziendale, che sono sempre ben contenti di accontentare le nostre proposte. Nel 2018, dottor Ortu, che tu conosci benissimo, si inventa il progetto del karate. Quindi dice, perché lui è un appassionato di karate, una cintura nera di karate, dice, perché non proviamo a far partecipare le pazienti al corso di karate, pazienti che hanno finito il loro percorso terapeutico, che sono libere da malattia, che sono libere da complicanze, quindi insomma, che hanno la possibilità di partecipare. E quindi ok, va bene, e partiamo con il corso di karate, che è stato assolutamente apprezzatissimo dalle pazienti, quasi tutte donne, devo dire, perché gli uomini sono sempre un po' più restii. E siamo partiti con il corso del karate. Subito dopo c'è una grossa difficoltà in oncologia dovuta all'accettazione del corpo che cambiano. E uno degli effetti collaterali più grossi delle chemioterapie era l'alopecia, quindi la perdita dei capelli. E in quel periodo non c'erano rimborsi per l'acquisto delle parrucche, no? E quindi un giorno, leggendo da una parte e dall'altra, ho detto, ma perché non proviamo a inventarci un passaparrucca? Questo sempre nel 2019. Passaparrucca. E quindi cosa è il passaparrucca? Le pazienti che avevano già finito il loro percorso terapeutico, libere dalla malattia, eccetera, 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 donavano la loro parrucca a qualcuno che ne aveva bisogno.
noi raccogliamo le parrucche che ci vengono donate nel nostro reparto e le pazienti che ne hanno necessità vengono e le provano. Questo è diventata una cosa virale, perché c'è stato un certo momento che eravamo e siamo invase dalle parrucche, foulard, copritesta, eccetera eccetera, e quindi diciamo che anche questa idea è andata a buon fine, nel senso che ancora adesso abbiamo il passaparrucca attivo in reparto. Subito dopo il passaparrucca arriva la Solo Woman Run, e quindi anche a breve ho visto sono aperte le iscrizioni. Esatto, e quindi dico, ma vabbè, perché non partecipiamo? E dal 2019 partecipiamo tutti gli anni alla Solo Woman Run, personale sanitario più pazienti che hanno il piacere di partecipare. C'è una gara di corsa, una camminata? Noi facciamo la camminata, facciamo 5 chilometri e ogni chilometro una tappa al bar, perché non è che possiamo esatto, sprecare troppe energie. Dopo la Solo Woman Run, sempre nel 2019, arriva un collega infermiere che poi in percorsi di studio, infermiere di ricerca, dottor Francesco Burrai, che ci propone un progetto di realtà virtuale e ci dice: perché non proviamo a immergere i pazienti durante la somministrazione endovenosa della chemioterapia in mondi paralleli? E noi, che siamo sempre aperti a tutte le innovazioni, abbiamo detto proviamoci. Così avviamo il progetto di ricerca della realtà virtuale, che ci aiuta a diminuire l'ansia, il dolore, la fatigue che si riscontrano durante la chemioterapia, immergendo i pazienti in realtà completamente diverse da quelle che erano. Come si collegano? Tramite un PC? No, si collegano con un visore, e hanno la possibilità con i cursori di visualizzare, che ne so, un safari, un concerto, il mare, la spiaggia, Venezia, eccetera eccetera. Questo progetto nel 2024, questo studio, perché era uno studio, nel 2024 ha partecipato a una selezione durante l'IOM nazionale, che è il congresso nazionale di oncologia medica, nella sessione infermieristica, ricerca scientifica infermieristica, e ha vinto il primo premio. Quindi di questo ne siamo stati più che è stato anche riconosciuto a livello medico. Esatto, diciamo. Esatto. A livello di ricerca scientifica, infatti, sono usciti un sacco di articoli scientifici riguardo a questo argomento. Dopo la virtual reality, nel 2023 ho incontrato Tommy Rossi. Nostro amico comune. Sì. Tommy Rossi, per chi non lo conoscesse, in realtà credo pochissimi in Sardegna, soprattutto in Gallura, speaker radiofonico. Io l'ho conosciuto per i rally del Vermentino, ci serviva uno speaker, l'ho chiamato, lui aveva questa voce ammaliante, infatti gli dicevo sempre per prenderlo in giro: hai questa voce che se uno non ti vedesse ti immaginerebbe come Harrison Ford, uno di quei grandi attori del cinema. Poi gli dicevo: ti conoscono? E mi diceva: stai dicendo che sono brutto? No, sto dicendo che hai una voce, la classica voce da doppiatore televisivo. Lui uno speaker, un giorno mi chiama e mi dice: guarda, devo fare dei controlli, e aveva scoperto di essersi ammalato. Da lì in poi è entrato nel vostro reparto e ha travolto tutti. Mi ricordo ancora quando mi ha raccontato la sua iniziativa, che è denominata Non mollare mai. Sì. E lui ha messo tutte le sue conoscenze professionali a disposizione vostra, e per sensibilizzare sui tumori. Se ci vuoi raccontare tu nello specifico. Sì. Quindi Tommy, come dici tu, è prima diventato un paziente, poi è diventato un grande amico, e poi
ha iniziato a fare parte della famiglia dell'oncologia, perché è così che mi piace definirlo. E una mattina mi dicono: sai Anto, c'è Tommy che ti vuole parlare, ti deve fare una proposta. E io vado in camera da Tommy e gli dico: cosa mi devi proporre? Allora, io pensavo di organizzare delle serate, ma cosa ne dici? Dove parliamo di prevenzione, dove facciamo musica? A me si è aperto un mondo, a parte che sono un'appassionata di musica, ho un compagno musicista, quindi per me era proprio... Era già sì. Sì, era già sì. E quindi gli ho detto: Tommy, io faccio tutto quello che vuoi, tutto, tu mi dici cosa devo fare, io lo faccio. L'unica cosa è che io non ho contatto con musicisti famosi per poter organizzare il tutto. E lui fa: non ti preoccupare, a tutto il resto ci penso io, tu fammi da spalla. E così è stato, sia io che tutte le mie colleghe gli abbiamo fatto da spalla. Cosa è nato con il Non Mollare Mai? Sono nate 6 serate in collaborazione con l'Archivio Mario Cervo, che ringrazio immensamente tutti i giorni, con il quale collaboriamo ancora adesso. 6 serate in musica, dove abbiamo parlato di prevenzione. Abbiamo parlato di prevenzione primaria, quindi cambiamento degli stili di vita, bonifica ambientale, riduzione del vizio del fumo. Abbiamo parlato quindi di prevenzione primaria, abbiamo parlato di prevenzione secondaria con gli screening che attualmente... Esatto. E sono state 6 serate meravigliose. 6 serate in cui sono stati raccolti dei fondi per l'oncologia, che ci hanno permesso, grazie a Tommy e a tutti quelli che hanno partecipato alle serate, di acquistare la nuova sala d'aspetto dell'oncologia, che da grigia e triste è diventata una sala d'aspetto colorata, perché appositamente abbiamo scelto delle sedute tutte colorate, dove c'è la possibilità durante l'attesa della visita o della chemioterapia di guardare la televisione, di ascoltare un po' di musica. Comunque di essere in un ambiente cosiddetto familiare. Esatto, perché quello che diceva sempre Tommy e che lo ha portato poi a creare questo progetto era che ogni volta che si sedeva nella sala d'aspetto non faceva altro che sentire ed ascoltare persone che si lamentavano, parlavano della malattia, parlavano delle terapie, e quindi ha detto: probabilmente c'è bisogno di avere una distrazione. Che la noia o comunque l'attesa in quel momento ti uno dava... che stava male è peggio dell'altro, e invece comunque la musica, quale terapia migliore? Il mio sogno sarebbe avere la filodiffusione musicale in tutto il reparto, così da distrarre completamente i pazienti da quello che stanno realmente facendo, però vabbè, ci lavoreremo. E quindi niente, queste serate sono state super partecipate. Oltretutto di livello anche alto musicale, perché lui è amico di tantissimi artisti, sì. Li ha coinvolti. Sì, ha iniziato con... l'idea è stata quella di ricordare ogni serata un personaggio scomparso, quindi abbiamo ricordato Andrea Paroli di Eta Zenda, abbiamo ricordato le mamme di alcune cantanti di Olbia che sono venute a mancare, abbiamo ricordato Francesco Piu, abbiamo ricordato Andrea, il pallavolista, mi sfugge adesso, sì, anche a me l'ex allenatore, sì. E quindi sono state serate bellissime. La serata finale è stata una serata che abbiamo fatto nella chiesa di San Michele Arcangelo con i gruppi e i cori, e quella è stata per me una delle serate più emozionanti, a parte perché c'era il coro sunugorese della mia città, e quindi per me è stata veramente una serata super emozionante. Tommy poi è mancato, ed è mancato un grosso pilastro, sia
a livello personale che comunque a livello del panorama anche cittadino, perché lui era sì, veramente conosciuto da chiunque. Esatto. Io ogni volta entravo sulla sua bacheca, aveva una marea di lui, che lo conoscevano tutti in tutte le manifestazioni. Poi, avendolo conosciuto in ambito lavorativo, per lui non era solo lavoro, era travolgente. Per quello che mi immagino lui che ti dice che ha un'idea, perché lui aveva idee continue e aveva questo dono di questa voce che proprio ti coinvolgeva, e aveva anche non solo la voce ma una marea di idee. Quindi me lo posso solo immaginare cosa tutto ha creato. Sì, e quindi con la morte di Tommy abbiamo detto non può finire qua, il non mollare mai non può finire qua. Quindi c'erano dei cambiamenti. Noi abbiamo una società di oncologia, che è la società di oncologia Paolo Secchi, e abbiamo detto facciamola diventare società di oncologia Paolo Secchi, non mollare mai. Quindi abbiamo cambiato la ragione sociale e con l'associazione cerchiamo di portare avanti quelli che erano i desideri di Tommy. Devo dire che quest'ultimo anno abbiamo ricevuto tantissime donazioni, non solo economiche, che utilizzeremo per abbellire anche l'hospice a Tempio, ma abbiamo ricevuto una libreria, quindi abbiamo potuto fare una biblioteca all'interno del reparto di oncologia. E come l'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta con le donazioni dei libri, quindi chi ha dei libri da donarci, dei libri di narrativa, thriller, gialli, eccetera, eccetera, li porta da noi, e i pazienti durante le sedute di chemioterapia o in sala d'attesa prendono il libro, possono leggerlo, lo possono portare a casa, ce ne possono portare altri, possono fare quello che più desiderano. E quindi utilizziamo in maniera assolutamente costruttiva e produttiva il non mollare mai di Tommy, sì, l'eredità lasciata da Tommy. Da poco, guardando sui social, avete organizzato anche una sfilata, mi sono appuntato il nome, che era la sfilata delle farfalle rosa, sempre coinvolgendo le pazienti di oncologia. Com'è stato? Anche lì una chiamata di una paziente che non è una nostra paziente dell'oncologia di Olbia, ma è una paziente romana, Antonella Luberti, che mi chiama e mi propone la partecipazione a questa sfilata insieme all'oncologia del Mater Olbia. Quindi io dico sì, pensando di avere un ruolo marginale nell'organizzazione della sfilata. Ti do una mano, recluto le pazienti, e invece da reclutare le pazienti è diventata reclutare le pazienti e anche gli operatori sanitari, perché abbiamo sfilato insieme alle nostre pazienti a Porto Rotondo. È stata un'esperienza meravigliosa, perché è stata ricca di emozioni, e vedere le pazienti felici è stato il premio più grosso che abbiamo ricevuto. Considera che la più anziana delle pazienti aveva e ha, perché tuttora, 82 anni. Quindi voglio dire, è stata... Non credo che avesse mai pensato un giorno di sfilare in passerella. No, neanche per sogno. È stato bellissimo. Abbiamo parlato della sfilata e ti volevo chiedere, quando proponi ai pazienti di partecipare a queste attività, la reazione com'è? Subito? Ci sono quelli che dicono subito sì, o ci sono anche quelli che magari inizialmente, immagino chi ha iniziato da poco questo percorso, che magari ancora sta digerendo la notizia, se ci sono subito, accettano subito, se li devi convincere, qual è l'approccio io sono una per convincerli? Peggio di A sfinimento. Allora, la prima risposta è: tu sei pazza. Poi ci penso,
E poi sì, dai, va bene, perché poi condisco bene, ci divertiamo, è un'esperienza meravigliosa, quando mai ci potrebbe ricapitare qua e là, e quindi alla fine dicono sì. La verità, da quel punto di vista siamo fortunate, perché abbiamo pazienti sempre che sono super predisposte a queste situazioni, e quindi dicono sì. Quanto incide in un percorso così difficile la tranquillità, la serenità, o comunque uno scopo al di là del percorso delle cure? Quanto è importante? Allora, se devo fare una percentuale, ti direi 99,9%, perché comunque l'approccio positivo, ci sono stati anche studi che dicono che l'approccio positivo alla malattia aiuta più della terapia stessa, quindi assolutamente confermo il 99,9%. La gestione è come separare le due cose, cioè l'ambito strettamente medico, quindi la routine di tutti i giorni, insieme a tutte queste idee che vi vengono in mente. Ma parli della mia gestione? Sì, della tua gestione. La gestione è incasinata. È difficile, però diciamo che riesco a gestirlo, dai, bene, mi viene abbastanza naturale. Infatti, se dovessi essere licenziata, ho il piano B come organizzatrice di eventi. Hai fatto una carriera parallela. Sì. Adesso ti faccio una domanda che è un po' personale, ma per curiosità. Tu hai raccontato una serie di cose, per chi lo vive dall'esterno, molto belle, che colpiscono, perché comunque sono cose enormi se rapportate anche al percorso di cura che una persona fa. Quanto ti senti orgogliosa quando lo racconti, tipo una giornata come oggi? Perché un conto è farle le cose, solitamente quando facciamo le cose non ci rendiamo conto sul momento dell'importanza e di tutto quello che stiamo facendo. Io faccio un esempio che in proporzione è molto piccolo. Quando io faccio una puntata del podcast, mi concentro sulla puntata, chiacchieriamo. Riesco ad apprezzare al meglio la puntata quando me la riascolto con calma, e quindi colgo delle sfumature che magari in diretta non sono riuscito a cogliere, perché comunque devi pensare a quello che devi chiedere, ti immergi, ascolti l'ospite. Tu quando le fai, immagino, hai dei pensieri, ma quando è che veramente ti siedi e dici cavolo, stiamo facendo tutte queste cose e mi sento piena e soddisfatta? Quando è finito l'evento e mi siedo in cucina con le mie colleghe e dico: da questo momento in poi non farò più niente. Fino a quanto passa poi per 2 giorni. 2 giorni, però io sono super orgogliosa soprattutto di tutte le persone che mi stanno accanto e che mi supportano con le idee, i progetti, perché da sola non ce la farei mai. Quindi questo mi rende orgogliosa, di essere riuscita a coinvolgere tutto il gruppo in quello che erano le mie idee, le nostre idee e i progetti. Ti faccio una domanda che è un po' stona con quello che abbiamo detto di gioia, però nel tuo mestiere, io lo faccio spesso con gli ospiti che raccontano di motori. Chiaramente nello sport dei motori c'è una forte componente che è il rischio di incidenti. Nel tuo lavoro c'è una forte componente di rischio e c'è anche, capita sempre meno, ma bisogna avere anche un rapporto e un contatto con la possibilità della morte. Come alzarsi tutti i giorni, andare al lavoro e sapere e contemplare che c'è anche la possibilità di non riuscire a sconfiggere una malattia. Quanta forza ci vuole per chi la vive e per chi deve supportare?
Ce ne vuole tanta di forza, perché non abbiamo l'educazione alla morte, perché forse non ne parliamo mai abbastanza, e perché non la viviamo mai come una evoluzione normale della vita. Certo, uno spera sempre di vivere tutta la sua vita fino alla fine e morire di vecchiaia senza mai avere un acciacco e un problema, però purtroppo così non è, e quindi probabilmente di questo parliamo ancora troppo poco. Della morte parliamo ancora troppo poco. E quindi non nominandola mai, o comunque non affrontando l'argomento, chiaramente se ne ha. Sì, è un tabù. Molto paura. Esatto, sì, sì. È difficile, perché poi è difficile soprattutto quando ti affezioni ai pazienti, quando sai qual è la loro prognosi, è difficile, però abbiamo tutti gli strumenti per poterla affrontare. La sofferenza te la porti a casa, tu non ti immagini neanche quanto piango io, perché io sono poi una che si emoziona se vede la pubblicità del cornetto algida, quindi voglio dire... A maggior ragione in una situazione del genere le emozioni vengono fuori. Nel rapporto col paziente, ai pazienti che hai avuto e che segui, il tuo essere... non trattenere le emozioni piace, oppure pensi che vederti... No, io penso che piaccia, perché comunque è la mia parte umana, è la parte umana di ognuno di noi, quindi è normale che se mi raccontano una qualsiasi cosa che mi fa emozionare, io mi voglio emozionare, io non mi voglio trattenere. Dal punto di vista, abbiamo citato un pochino di numeri, rispetto al passato hai detto che sono stati fatti dei passi da gigante. Se dovessi avere la sfera di cristallo e vedere nel futuro, come vedi l'approccio a questo tipo di malattie e di cure da qui a 10 anni? Penso che il progresso e la ricerca scientifica stiano facendo, come abbiamo detto prima, passi da gigante, e quindi si arriverà sempre di più o a cronicizzare la malattia, o a debellarla, o a fare guarire questi pazienti. Quindi io ho molta fiducia, molta speranza, soprattutto e lo ripeto e non mi stancherò di ripeterlo, dobbiamo puntare sulla prevenzione. A proposito di questo, attualmente sia come società scientifica come IOM stiamo lavorando sulla dissuasione dal fumo di sigaretta, quindi cercheremo di far aumentare il prezzo delle sigarette per far venire sempre meno voglia alle persone di fumare, perché quando tocchi la tasca lo sai che la gente che è uno dei qualche volta che un po'... Però il fumo è una dipendenza. Cosa stiamo facendo come oncologia di Olbia? Nello specifico c'è un progetto che partirà a breve, penso che tra febbraio e marzo riusciremo a partire, che è il progetto di un ambulatorio antifumo in collaborazione con l'ambulatorio dipendenze e con l'igiene pubblica. Si farà innanzitutto prevenzione primaria nelle scuole, perché lo sappiamo che i ragazzi iniziano molto presto a fumare, no? La curiosità Esatto. dei ragazzi. Il sentirsi figo, eccetera, eccetera, non pensando poi a tutto quello che ne comporta quando diventi più grande. Quindi in collaborazione con l'ambulatorio dipendenze e l'igiene pubblica si andrà nelle scuole a fare prevenzione,
E poi all'interno delle case di comunità che stanno nascendo ci saranno degli ambulatori dedicati dove a quelli che già sono fumatori, e con quelli che già sono fumatori si farà un lavoro sia di supporto psicologico ma anche farmacologico per smettere di fumare. Quelli che sono forti fumatori e che sono quindi quelli più a rischio di sviluppare un tumore del polmone faranno uno screening secondario con delle TAC ad alta risoluzione più il calcolo del rischio cardiovascolare. Tutto questo a titolo completamente gratuito. Credo che riusciremo a partire con questo progetto già da febbraio-marzo. Li abbiamo citati prima, i famosi tuttologi, proprio perché la nostra puntata deve servire anche a sensibilizzare. Se uno volesse conoscere o volesse saperne di più dalla parte della prevenzione a tutto il resto, se tu dovessi consigliare i canali giusti per potersi informare, quali sono? Perché spesso la gente ormai sul web si trova di tutto, quindi come hai detto tu, dottor Google, spesso io lo critico, ma a volte capita anche a me. Magari certo. Uno ha un dolorino, va a cercare, chiaramente Google dà una raffica di cose, poi magari non è nulla, magari ti sei sbattuto alzandoti la mattina alle 4 per andare in bagno e non ti ricordi e quindi hai questo dolore. Quindi consiglio spassionato: non cercare sul web ma affidarsi ai medici. C'è qualche canale preferenziale piuttosto che un'associazione o piuttosto che qualcuno che informa direttamente in ospedale? Allora, noi siamo a disposizione completa. In ospedale, all'ospedale vecchio per esempio c'è centro screening dove l'utenza si può assolutamente rivolgere per avere tutte le informazioni di cui ha bisogno. Noi come oncologia siamo sempre a disposizione, sia io che le mie colleghe, ma anche gli oncologi sono sempre molto disponibili. Anche a questo riguardo c'è una cosa importante che devo dire, perché qualche anno fa abbiamo fatto un percorso che era il percorso del tumore della mammella, si chiamava così, no? Che prevedeva e che prevede un ambulatorio di senologia una volta alla settimana, che è aperto senza appuntamento a tutte le donne che si sentono un nodulo sospetto, vanno dal medico di base che fa una semplice impegnativa e possono recarsi in questo ambulatorio in maniera diretta senza passare dal CUP, dalla prenotazione. E quindi anche questo l'abbiamo fatto per agevolare proprio l'ingresso al controllo, alla prevenzione. Quindi direi che noi siamo sempre molto disponibili per qualsiasi dubbio che le persone abbiano. Sì. Siamo partiti da una bambina che guardava Candy Candy e che sognava di diventare un'infermiera. A distanza di anni, se torni indietro a quella bambina, hai realizzato quello che sognavi, ti sei avvicinata, sei andata oltre rispetto a quello che avresti mai immaginato un giorno, dopo qualche anno, di occuparti e di fare quello che stai facendo in questo momento? Ho realizzato il mio sogno. Rifarei questo lavoro in altre 1000 vite, perché penso di non saper fare altro, quindi è proprio quello che desideravo fare, quindi lo rifarei altre 1000 volte. A volte dico basta, cambio lavoro, però poi alla fine poi sì, la passione è quella. Ti chiederei anche in un periodo storico dove hai detto che la sanità è in un momento, per usare un eufemismo, di difficoltà, di spezzare una lancia a favore dell'ospedale in cui lavori, perché comunque spesso
si leggono sui social una marea di critiche, ma devo dire che ultimamente magari quelle fanno un po' meno rumore, perché solitamente le cose che fanno un po' scandalo sono quelle che la gente, nessuno le vorrebbe vedere, però poi tutti, basta vedere i giornali scandalistici, Certo. a nessuno interessa niente, però tutti li leggono. E ora ultimamente ogni tanto si vedono persone che pubblicano lettere e ringraziano l'ospedale perché in realtà, nonostante tutti o molti critichino, raccontano anche di una sanità che funziona. Quindi hai la possibilità di spezzare una lancia a favore. Chiaramente tu lavori nel tuo reparto, quindi la farai del tuo reparto. No, va bene, la lancia a favore la spezzo a favore di tutti, perché in ospedale lavorano persone e quindi possono fare cose giuste e possono anche fare cose sbagliate. Però noi veramente tutti i giorni lavoriamo per il benessere del paziente e per il benessere dell'utenza. A volte dico, bisognerebbe per un attimo essere dall'altra parte Per capire. per vedere e per capire qual è veramente la frustrazione di quando non riesci a dare risposte, ma perché non è possibile, perché non abbiamo gli strumenti, perché non c'è il personale, cioè la carenza in questi ultimi anni dei medici e degli infermieri è una carenza importante. Cioè le persone non vogliono più fare il medico e non vogliono più fare gli infermieri, e questo come società c'è un problema ed è una domanda C'è che anche dobbiamo proprio fare. Sì. un significato sociale. Il non Sì. volerlo fare è anche mancanza di vocazione nel voler aiutare il Sì. prossimo, perché Io dicono tutti... sulla parte vocazione, però cioè riconoscimenti economici, riconoscimenti professionali, sai, uno lavora ma vuole anche il riconoscimento del suo lavoro. Questo dovrebbe succedere a prescindere dal Esatto. lavoro che si fa, Esatto. che molto spesso le persone che criticano poi non capiscono che comunque, per quanto uno abbia la voglia e la vocazione, è comunque un lavoro, e come qualsiasi lavoro merita rispetto e dignità, anche se ti occupi, anzi a maggior ragione se ti occupi della salute delle persone. Tramite una marea di studi sono arrivati a stabilire che chiaramente chi lavora in un ambiente dove viene riconosciuto a livello economico e non solo, in un ambiente sereno, sicuramente rende molto di più di uno che lavora in un ambiente sotto stress, sottopagato o con magari una marea di difficoltà. Sai, è più facile contare tutti i caffè che ti bevi piuttosto che tutte le ore in cui rimani più in ospedale, capito? E quindi quella parte è la parte che diciamo l'utenza non vede. Ci stiamo avvicinando alla fine della nostra chiacchierata. Io solitamente chiedo all'ospite se c'è qualche aspetto che vuole sottolineare o qualcosa, un aneddoto, un qualcosa che vuole raccontare e che io magari all'interno della nostra chiacchierata non ho chiesto. C'è qualcosa, un appello che vuoi fare, un qualcosa che vuoi raccontare? Appelli? No. No, non voglio raccontarti nient'altro. Io voglio prima di tutto ringraziarti per avermi dato questa opportunità. Quando mi hai scritto sono stato un po' stalker. Sono rimasta un po' perplessa all'inizio e subito mi è venuto di dirti no, perché non pensavo e non mi ritenevo all'altezza di fare una cosa del genere. Però poi ho pensato a una persona e ho pensato a tua mamma e quindi ho detto, siccome una parte della mia pazzia è anche colpa di tua mamma, che sì, il carattere più o meno. esatto, e ho detto glielo devo e quindi
5 minuti dopo che mi hai mandato il messaggio ti ho detto di sì. Non mi hai scritto quanto tempo? E gli ho detto non tantissimo. Esatto. No, io ne approfitto intanto per ringraziarti per aver accettato e incarnavi perfettamente la persona che poteva raccontare comunque un tema, non nascondiamoci dietro un dito, delicato, con la sensibilità giusta. Hai nominato mia mamma, che per me era la persona più importante della mia vita, e ricordo sempre, lo racconto sempre, che un giorno mi aveva detto Antonella è un angelo. Siccome appunto era una persona talmente importante per me che non potevo non considerare la sua affermazione corretta, e quindi, anche se non ho avuto modo di conoscerti personalmente perché non ti ho vissuto, dai suoi racconti ti ho conosciuto e penso di aver fatto, invitandoti, la scelta giusta. Come ho detto, è un argomento un po' delicato, ma come ne abbiamo parlato prima parlando della morte, non parlarne non serve a niente, anzi non parlarne dà ulteriore forza a una problematica. Invece parlarne e renderla umana e comunque alla portata di tutti, come ho detto prima, se possiamo convincere 1, 10, 20 persone ascoltando le tue parole a fare prevenzione o comunque a capire un po' come funziona il tutto, noi abbiamo raggiunto il nostro scopo. Abbiamo vinto. Io ti ringrazio ancora una volta per essere venuta, per averci regalato la tua esperienza, per tutto quello che fai a nome di un familiare che ha beneficiato del tuo lavoro, ma anche a nome di tutte le persone che vengono nel vostro reparto e che voi accogliete sempre al meglio. Mi ha fatto piacere ricordare Tommy, che era un amico comune, sarebbe stato sicuramente un ospite del podcast e la sua puntata sarebbe durata penso un paio d'ore. Sì, esatto. Ci avrebbero dovuto costringere a tagliare e niente, ti auguro il meglio. Grazie. Qualsiasi nuovo progetto tu voglia raccontare, Grazie, avvisaci, volentieri. perché noi lo sponsorizziamo molto con grande felicità. Salutiamo i telespettatori, vi ringraziamo, salutiamo la Domina Arredamenti che sponsorizza la nostra puntata, la GL Produzioni. Come dico sempre alla fine di ogni puntata, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e a tutti i nostri canali social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Questa puntata è stata offerta da Domina Arredamenti Olbia. Facci un giro, versano un po' di